Una voce nel deserto, bloccati i prezzi. La voce è quella della Codacons, il deserto è quello piatto e squallido della crisi. Là dove un tempo fioriva l'economia del nord-est, oggi resta solo polvere e sabbia, una landa arida infestata dagli spettri di un passato radioso e di un futuro sempre più nero. L'IVA batte come il sole, senza tregua, e brucia il commercio. Dunque quella voce, bloccati i prezzi, è un ammonimento. Sì, perché se l'imposta sul valore aggiunto, cresciuta al 22%, farà salire ancora la febbre dei prezzi, allora sarà un'ecatombe. Quell'1% in più, infatti, si potrebbe tradurre in una stangata da 279 euro all'anno per una famiglia veneta di 4 persone. Se la diretta conseguenza fosse un calo calcolato in un 3% dei consumi, sarà la rovina. Ecco perché Codacons chiede a tutti i commercianti e alla grande distribuzione una tregua sull'aumento dei prezzi fino al 31 di dicembre. Ma la voce di Codacons non è sola, c'è anche quella preoccupata di Adiconsum. Noi preferivamo un aumento dell'IVA e semmai sui beni cosiddetti di lusso, ma è necessario rivedere l'impostazione della tassazione complessivamente in Italia, dall'IMU, non solo all'IVA, alle accise, perché i cittadini stanno morendo di asfissia e le famiglie non ce la fanno proprio più. Anche la Adiconsum lancia l'allarme. L'Associazione a difesa dei consumatori e dell'ambiente avrebbe voluto chiedere un incontro al governo per discutere i dolori del fisco, ma il governo è in bilico e in questo momento manca un interlocutore credibile con cui parlare, con cui protestare, con cui progettare un futuro. Insomma, lo Stato oggi non ha più una testa, senza governo è decapitato. Abbiamo un interlocutore in meno che prima avesse, come dire, la testa, spero di sì, a volte mi è sembrato anche di no, per la verità.